Duplice femminicidio di Vicenza. Il giorno dopo gli investigatori stanno lavorando per ricostruire i movimenti del killer. Quando ha ucciso l'ex moglie Lidia Vasiljevic aveva in auto il corpo della compagna Gabriela. Segano le sbarre dalla finestra e si calano a terra con le lenzuola. Evasione da film al carcere di Treviso di 3 albanesi. 2 detenuti sono stati bloccati, un terzo è ancora in fuga. L'inchiesta per corruzione e abuso d'ufficio nell'assegnazione degli alloggi popolari a Treviso, perquisito anche l'appartamento di Roni Levakovic. Il rom indagato per l'incidente è costato la vita a 2 donne. Hanno sequestrato una ragazza tenendola segregata in uno stabile a Marghera per poi chiedere il riscatto alla famiglia. Una volta scoperte, 3 donne cinesi sono state arrestate dalla polizia. Ancora maltempo in arrivo in Veneto, diramato dalla Protezione Civile regionale lo stato di attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane. Tappa a Padova per Giorgia Meloni in Piazza delle Erbe. La leader di Fratelli d'Italia spiega come i risultati delle amministrative saranno fondamentali in vista delle politiche del 2023. E cresce l'attesa per il giorno di Sant'Antonio, la festa del 13 giugno, anche quest'anno tornerà in diretta su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, a partire dalle 5:30 del mattino. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione regionale dei nostri telegiornali, inevitabilmente i fatti di Vicenza, il duplice femminicidio. Il giorno dopo gli investigatori stanno lavorando per ricostruire i movimenti del killer che dopo aver ucciso 2 donne si è tolto la vita sulla tangenziale. Ieri una giornata macchiata di sangue. Oggi a Vicenza il sole sorge su un giorno di cieli bianchi, irrigato di lacrime, di incredulità. Il killer è morto, ma ha trascinato nel suo vortice distruttivo 2 donne innocenti. La domanda giusta non è perché non ci sarebbe risposta. La domanda giusta è come tutto questo sia successo. Gli inquirenti sarebbero indirizzati su una possibile ricostruzione dei fatti con angoli bui su cui nessuno potrà mai fare luce perché il killer si è portato via il segreto nella tomba. La sua giornata scatenata, violenta e disperata sarebbe iniziata invitando quella che fino a 2 o 3 mesi fa sarebbe stata la sua ultima compagna, Gabriela Serrano, una venezuelana che vive a Rubano nel Padovano. Non si sa con che scusa, ma la donna sarebbe stata tirata in una trappola mortale. Lei, inconsapevole, lo avrebbe raggiunto con l'auto dell'ex marito che vive in Spagna. All'appuntamento Zlatan Vasiljevic, bosniaco di 42 anni, sarebbe salito sulla macchina della donna e l'avrebbe condotta in via Vigolo, il luogo che avrebbe eletto per l'esecuzione delle 2 ex. Prima Gabriela Serrano l'avrebbe minacciata con una pistola, l'avrebbe fatta salire sul sedile posteriore e qui l'avrebbe freddata con un colpo in testa. Poi, col cadavere riverso in macchina, avrebbe aspettato che l'ex moglie Lidia Milikovic uscisse dall'abitazione dove si occupava di giardinaggio per scaricarle addosso 6-7 colpi e lanciarsi in una folle fuga, gettando una granata. Quando abbiamo avuto la percezione, ho preso atto del fatto che questa persona, oltre ad avere delle armi da fuoco, aveva nella sua disponibilità anche degli ordigni esplosivi. Ho dato a disposizione che intervenissero gli artificieri, i reparti speciali e anche gli elicotteri. Iniziava la caccia all'uomo, ma ormai il killer era scatenato. Un altro ordigno viene gettato nello spartitraffico tra l'A4 e la tangenziale di Vicenza, dove si era fermato con l'auto in una piazzola di sosta. L'ultima esplosione, questa volta per una granata lanciata in autostrada, avrebbe potuto fare una strage. Solo una macchina è stata investita dalle schegge, ma fortunatamente nessun ferito. È l'atto finale. Il killer sale sul sedile posteriore accanto alla donna che ha ucciso e qui avrebbe provato a dar fuoco all'abitacolo con del liquido infiammabile per poi spararsi in bocca. La macchina è stata ritrovata così, col suo carico di morte. Gli artificieri sono intervenuti con un robot per verificare se ci fossero ordigni attivati. Adesso toccherà agli investigatori ricostruire l'esatta dinamica di una giornata sciagurata, con un plurifemminicidio e poi il suicidio del killer. Sì, le indagini stanno proseguendo, la direzione della Procura della Repubblica, la squadra mobile sta sentendo numerose persone, però su questo non posso rilasciare altre dichiarazioni.
Questa dunque la cronaca con tutti gli sviluppi di Carlo Inghilleri dalla nostra redazione di Vicenza. Adesso il Trevigiano, nel Trevigiano dove caccia all'uomo, dove continua la fuga di un detenuto evaso stamane dal carcere di Santabona. Altri 2 detenuti erano riusciti a scappare ma sono stati bloccati poco dopo dalla polizia penitenziaria. E caccia all'uomo in tutta la Marca dopo l'evasione all'alba di oggi di un detenuto dal carcere di Santabona a Treviso. Sono circa le 5 del mattino quando 3 uomini di origini albanesi rinchiusi nella casa circondariale trevigiana fuggono in una scena che ricorda il copione di un film. Dopo aver segato le sbarre si sono calati dalla finestra utilizzando delle lenzuola. In un video pubblicato sul sito del Gazzettino si vedono alcune fasi della fuga e dell'inseguimento immediato da parte della polizia penitenziaria che pochi istanti dopo riuscirà a catturare 2 fuggitivi. Il terzo invece è ancora ricercato. Si tratta di Edison Pula, 27 anni, in carcere su mandato d'arresto europeo per tentato omicidio, detenzione di materiale esplosivo e altri reati connessi al traffico di stupefacenti. Pula era stato arrestato lo scorso febbraio dalla squadra mobile della questura di Treviso insieme ad un connazionale all'esterno del centro commerciale di Silea, sospettato di far parte della banda che aveva seminato il terrore a fine 2021 lungo il Terraglio con gli assalti alle ville, tra cui quella del petroliere Luciano Miotto. Sulla possibile pericolosità di Pula interviene il suo legale. È una pericolosità per i reati che ha commesso, non una pericolosità in sé per, come dire, nei confronti della gente comune. La pericolosità che è presupposto dell'applicazione di misure cautelari è la pericolosità del pericolo di recidivanza, cioè della ripetizione dei reati specifici, nella fattispecie di furti, quindi non è che una persona evasa è pericolosa di per sé perché è evasa. Le ricerche sono immediatamente scattate dopo l'evasione con polizia penitenziaria, agenti della questura e tutte le forze dell'ordine impegnate nella caccia al fuggitivo. Tutte le risorse sono state impegnate per cercare questa persona e la squadra mobile che se ne occupa dal punto di vista investigativo e quindi si coordina con la polizia penitenziaria. Attivate anche polizia ferroviaria, polizia di frontiera e polstrada, capillare la ricerca su tutto il territorio. Ci stiamo coordinando in modo molto attivo con loro, ci sentiamo, collaboriamo e quindi penso che la popolazione non debba avere preoccupazioni, perché comunque viene esercitata una pressione abbastanza importante sul territorio. Nel Padovano ora a Galliera Veneta per il dramma dei coniugi Testa. Nella loro abitazione è stato rinvenuto un biglietto. Un biglietto per spiegare l'incapacità di vivere senza la sua compagna di vita. Lei morta, voglio morire anch'io. Così ha scritto Giustino Testa, 69 anni, trovato cadavere insieme alla moglie Luisa Ciaburri, 64 anni, nel loro appartamento del Residence Bella Vista in Viale Venezia, Galliera Veneta. La coppia era morta da almeno 2 settimane, stesi a letto, uno accanto all'altra. Ancora non sono chiare le cause dei decessi, per questo il pubblico ministero che indaga ha disposto l'autopsia su entrambi i corpi. L'ipotesi più probabile è che la donna sia morta per cause naturali e che il marito, incapace di reggere il dolore, si sia tolto la vita avvelenandosi. L'allarme è stato dato da una vicina, preoccupata per la puzza terribile che si sentiva uscire dalla porta accanto alla sua. Da giovedì scorso, un forte odore, ma tanto forte proprio. Una puzza che pensavamo che fosse magari qualche bestia morta, sa. E invece dopo mia figlia ha chiamato i vigili e tutti sono venuti qua stamattina e li hanno trovati morti tutti e 2. Non uscivano mai perché lei era inferma. Quindi erano sempre in casa? Sempre in casa, mai vista fuori. Neanche lui poco. Stavano da soli così, come fanno tante persone. Certo è che c'è tristezza a vedere che succedono queste cose proprio alla porta accanto. È altro che triste, ma tanto anche se non si conosce. La coppia era seguita dai servizi sociali del comune di Galliera Veneta. Solo il marito usciva di casa per la spesa, Luisa Ciaburri invece non si vedeva mai. Il sindaco spiega come si fosse mosso per aiutare i 2 coniugi che vivevano da un anno nell'appartamento di Viale Venezia con una pensione minima. C'è stata una richiesta di un aiuto prima economico e dopo anche un aiuto
di avere un appartamento a disposizione. L'abbiamo dato a questa famiglia, che ora anche era molto ridotto il canone del mensile per loro. Avevano figli, si sa se avevano qualche familiare? No, noi sappiamo che non ha nessun figlio e anche nessun parente. Loro sono di provenienza Milano e sono circa 20 anni che abitano qui a Galliera. Lui lavorava su una ditta qui di Galliera. Nel veneziano, a Marghera per la precisione, dove sono state arrestate 3 donne cinesi con un'accusa davvero terribile. Avrebbero sequestrato una ragazza per poi chiedere il riscatto alla famiglia. Rapita e sequestrata all'interno di uno stabile di Marghera. 3 donne di origine cinese tra i 20 e i 26 anni sono state sottoposte agli arresti domiciliari con l'accusa di sequestro di persona a scopo estorsivo al termine di un'operazione della squadra mobile di Venezia in collaborazione con quella di Bologna. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, risalgono al 27 febbraio scorso. La vittima, anche lei cinese, sarebbe stata rapita dalla propria abitazione a Rimini e poi portata a Marghera, dove le 3 l'hanno nascosta nello stabile in cui poi la polizia è intervenuta liberandola. Nelle settimane successive gli investigatori hanno raccolto una serie di indizi a carico delle 3 donne, ricostruendo le modalità del presunto sequestro e delle richieste di riscatto avanzate ai genitori della ragazza rapita con tanto di minacce. Il GIP del Tribunale di Bologna ha emesso le misure di custodia cautelare che sono state eseguite ieri. Ritorniamo nel Trevigiano per un caso che fa discutere l'inchiesta sulle case popolari. I carabinieri hanno perquisito anche l'abitazione di Ronny Levakovic, noto alle cronache per aver investito e ucciso le 2 donne sul terraglio. Sono in tutto 30 gli indagati accusati di corruzione e abuso d'atti d'ufficio. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo hanno bussato alla porta di Ronny Levakovic, il 25enne accusato di omicidio stradale per aver provocato lo scorso marzo un incidente nel quale persero la vita Preganziol, Mara Visentin e Miriam Cappelletto. Indagata è la convivente così come altri suoi familiari, lo zio ed un parente. L'avvocato di Levakovic, Francesco Murgia, parla dell'operazione scattata ieri mattina all'alba. Io nei capi di imputazione che ho esaminato trovo 2 fatti singolari. Il primo, che si riferisce sempre l'imputazione a promesse, il secondo che si riferisce a comportamenti che risalgono nel tempo, perché le assegnazioni sono anche molto risalenti nel tempo. Non trovo nessun atteggiamento corruttivo diretto. Vero è che la norma punisce la promessa, ma la punisce quando accettata. Ora io credo che in questo caso dobbiamo essere tutti estremamente cauti nel capire se si è trattato di un malcostume sociale o di fatti di reato. Fra i nomi noti coinvolti in questa inchiesta spunta quello dell'ex consigliere comunale Enrico Renosto, che non risulta però formalmente indagato. Non ha infatti ricevuto alcun avviso di garanzia, ma ha ricevuto un avviso di proroga di indagine. 30 invece sono le persone, per lo più di etnia rom, indagate per i reati di corruzione e abuso d'atti d'ufficio. Sotto inchiesta anche 5 dipendenti comunali. I carabinieri nelle perquisizioni di ieri hanno sequestrato anche numeroso materiale cartaceo e informatico. L'avvocato Fabio Crea, il legale di alcune delle persone indagate come gli intermediari che avrebbero, secondo gli investigatori, fatto pressioni negli ambienti municipali per ottenere le assegnazioni di case in cambio di promesse di denaro o di altri beni. Secondo quanto mi è stato riferito in maniera abbastanza decisa, non vi è mai stato alcun passaggio di denaro o di altra utilità, per cui manca il presupposto della condotta corruttiva e quindi del reato da parte loro e ovviamente da parte del pubblico ufficiale. In questo senso intendono immediatamente chiarire la loro posizione davanti al pubblico ministero e agli inquirenti. Indagini che sono tutt'altro che terminate. Nei prossimi giorni verranno controllati tutti i documenti sequestrati e potrebbero spuntare altri nomi fra gli indagati. Il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione del Veneto comunica che sulla base della situazione meteo attesa è stata dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane. L'allerta è scattata dalle 16 di oggi e sarà in vigore fino alle 11 di domani, venerdì 10 giugno.
La pagina politica verso l'election day di domenica, tappa a Padova nel tour veneto di Giorgia Meloni in Piazza delle Erbe per sostenere il candidato sindaco Peghin. La leader di Fratelli d'Italia spiega come i risultati delle amministrative influiranno e come sulle elezioni politiche del 2023. Tour Veneto per la leader di Fratelli d'Italia che a Belluno, causa un disguido, si collega solo via Skype, ma incontra candidati e cittadini a Padova per spostarsi poi a Verona. Nella città del Santo, in Piazza delle Erbe, Giorgia Meloni fa il punto sul centrodestra e il suo stato di salute. Sono casi sporadici e per lo più legati a dinamiche territoriali, quelli nei quali il centrodestra non è riuscito ad essere compatto, e a me, ripeto, pare che questa sia la cosa naturale e probabilmente anche dai risultati di queste amministrative spero che i cittadini vogliano indicare ai partiti del centrodestra dove si aspettano che stiano con chiarezza, senza tentennamenti, anche nelle prossime elezioni politiche. Giorgia Meloni arriva in un Veneto scosso dalla terribile strage di Vicenza con l'uccisione per mano dell'ex marito ed ex compagno di 2 donne. È un problema che continua a essere estremamente presente nella nostra società, ma che tutti hanno il coraggio di denunciare, salvo quando i responsabili di queste violenze sono clandestini o sono immigrati, perché in questi casi, per Schiera del Garda lo dimostra bene, si fa finta di non vedere, anche qui per non dover fare i conti con politiche sbagliate che sono state portate avanti. Sul voto a Padova, Francesco Peghin, ribadisce Giorgia Meloni, è il candidato giusto. È un imprenditore, è una persona che si è affermata sia sul piano professionale, è una persona che, come dimostrano le sue straordinarie vittorie sportive, è anche abituata alla determinazione necessaria per raggiungere determinati obiettivi, perché è il candidato di centrodestra e questa è una città che ha disperato bisogno di una politica di centrodestra. E alle circa 300 persone riunite in Piazza delle Erbe, Giorgia Meloni pone una domanda. Come è stato possibile che questa città oggi sia soprattutto la capitale italiana dello spaccio di droga? Come è stato possibile? Election Day del 12, non ci sono soltanto 86 comuni veneti al voto per il rinnovo amministrativo, ci sono anche i referendum per la giustizia. Questa sera le ragioni del sì. Si va a votare per eliminare alcune storture dei sistemi giudiziari che si sono accumulate nel corso degli anni. In particolare si può parlare della legge Severino, che prevede l'ineleggibilità, l'incandidabilità e la decadenza per i politici e per i rappresentanti del governo e per gli amministratori locali in seguito a sentenza definitiva. Le ragioni dei 5 sì a partire dal quesito per abolire il decreto Severino. Il comitato del sì invita gli italiani a votare per il referendum sulla giustizia, sì anche alla riforma del CSM, alla separazione delle carriere e all'equa valutazione dei magistrati. Il cittadino deve essere informato e deve capire che è il primo a beneficiare da una riforma di queste norme. In particolare, per quanto riguarda il CSM, è necessario fare in modo che decada l'autoreferenzialità della magistratura. Per quanto riguarda la riforma del CSM, per esempio, si prevede che i membri non togati del Consiglio Superiore della Magistratura possano valutare l'operato dei magistrati, cosa che ad oggi non si fa ma che è lasciata a solo i membri togati, ossia solamente ai giudici. Ed ecco le ragioni anche del sì per il quinto quesito, quello sui limiti agli abusi della custodia cautelare. Bisogna votare sì perché, do solo un dato, negli ultimi 30 anni 100.000 persone sono state detenute e successivamente giudicate non colpevoli e alcune di queste sono addirittura state risarcite. Io non credo che si possa veramente risarcire una persona per una detenzione non dovuta e questo ad esempio è il secondo quesito, quello che prevede l'abrogazione della norma che prevede misure cautelari quali la custodia cautelare nel caso in cui ci fosse pericolo di reiterazione del reato.
La pagina dell'economia: sono oltre 52.000 le nuove assunzioni in Veneto previste per giugno. Il dato emerge dal bollettino Excelsior di giugno, l'indagine di Unioncamere e ANPAL che mensilmente analizza i fabbisogni professionali di un campione significativo di imprese. Il dato è leggermente in calo rispetto a giugno 2021 per 680 unità, ma in forte crescita rispetto a maggio 2022, più 11.440. A Treviso nel trimestre giugno-agosto sono previste circa 18.000 entrate in più 480 rispetto allo stesso periodo del 2021. In provincia di Belluno si prevedono 8.320 entrate per il trimestre in esame, dato in forte aumento rispetto allo scorso anno, e parliamo di più 1.760 unità. Ovviamente qui influisce moltissimo il lavoro stagionale. Rimane molto alta la difficoltà di reperimento di alcune figure professionali come operai metalmeccanici, cuochi, camerieri, tecnici informatici e anche operai nell'edilizia. E proprio per far fronte a questa problematica a Venezia c'è un progetto pilota che interessa e riguarda anche i rifugiati dell'Ucraina. Rifugiati dell'Ucraina e della Bielorussia impiegati, se lo richiedessero a Venezia, anche nei settori della sanità e del turismo, considerata la difficoltà di reperimento delle figure professionali ricercate e dopo i previsti corsi di formazione, qualificazione o selezione. 3.500 gli ucraini registrati ad oggi dalla Questura di Venezia, dei quali 1.700 quelli che hanno fatto richiesta di accedere ai servizi offerti dal Comune. E quanto emerso stamane dalla conferenza stampa del progetto Accoglienza Ucraina nella sede CISL di via Camarcella Mestre. In tema della sanità, ad esempio, ricerca moltissimo figure come gli OS, come gli infermieri, come i medici. È evidente che questo richiede un percorso di formazione. Questi corsi di formazione sono attivati nel territorio, possono essere frequentati da chiunque e al termine di questi ci può essere appunto l'assunzione come OS o come altre figure professionali, ma anche il personale qualificato nell'industria metalmeccanica, la ricerca. Ci sono molte figure professionali che mancano oggi nel mercato del lavoro. Progetto pilota che decolla da Venezia, riferito alle cosiddette politiche attive dell'integrazione e che si appoggia allo sportello al lavoro del sindacato, attivo da un paio d'anni, che darebbe la stessa opportunità a quanti ne faranno richiesta, sempre previa formazione. Nel programma di integrazione rientra anche la giornata mondiale del rifugiato del 25 giugno prossimo, con appuntamento a Marghera al Teatro Aurora, dove sentiremo le testimonianze di 3 donne, una proveniente dall'Afghanistan, una famiglia ucraina e una donna bielorussa, che ci racconteranno de visu le loro esperienze personali per cercare appunto di farci capire davvero, al di là dell'immagine della guerra che vediamo, quelli che sono gli effetti concreti sulle persone reali. Progetto sviluppato anche con la collaborazione di diverse associazioni, tra cui ANOLF, Oltre le Frontiere, Noi Migranti, CISM Spinea e le Rondine di San Donà di Piave. Il mio auspicio è che le modalità attraverso le quali la città di Venezia e le sue amministrazioni hanno dato in termini di integrazione possa essere, come dire, mutuata anche da tutti gli altri comuni del territorio della città metropolitana, del Veneto, ma con uguale disponibilità all'accoglienza si ponga anche l'Europa intera. Occupiamoci adesso di mobilità, in particolare della linea ferroviaria tra Trento e Bassano. Da sabato 11 giugno saranno sospesi per 30 giorni i treni tra le stazioni di Primolano e Bassano del Grappa. Un mese di lavori per potenziare la linea ferroviaria valsugana. In altre parole, sospesi per 30 giorni i treni tra la stazione di Primolano e Bassano. Tra la notte di sabato 11 giugno e la mattina di lunedì 11 luglio, niente più circolazione sulla linea Trento-Bassano per consentire gli interventi di potenziamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Tra le attività previste, la manutenzione straordinaria nelle gallerie Corta, Grottella e Pian di Zocchi, anche attraverso l'ausilio del treno diagnostico. Importanti migliorie anche a Bassano e Solagna. Verranno infatti tecnologicamente rinnovati 3 passaggi a livello, oltre ad interventi finalizzati alla manutenzione e alla sicurezza della linea. E per sopperire ai disagi di questa interruzione sarà messo a disposizione a cittadini e turisti un servizio autosostitutivo nelle stazioni di riferimento.
Così dunque in Valsugana e chiudiamo andando a Padova, dove c'è attesa, grande attesa per la festa di Sant'Antonio, la festa del 13 giugno. Anche quest'anno tornerà in diretta su Rete Veneta, emittente del gruppo Media Nord-Est, a partire, pensate, dalle 5:30 del mattino. L'apertura della Porta Maggiore della Basilica, i pellegrini giunti sul Sagrato a piedi, in bicicletta, da Padova, dai paesi vicini o dal Veneto o da lontano, anche molto lontano. La festa di Sant'Antonio ritornerà a essere vissuta nella modalità tanto cara ai devoti e ancora una volta il network Media Nord-Est la vivrà accanto a voi, portandola in tutte le vostre case con una lunga diretta in onda su Rete Veneta, canale 14 del digitale terrestre, dall'alba al tramonto a partire dalle 5:30. Diretta su Rete Veneta, diretta sul sito 13giugno.org, l'occasione per stringersi attorno alla comunità dei confratelli di Sant'Antonio, i frati minori conventuali, che quest'anno dedicano le offerte raccolte con il progetto 13 giugno 2022 ai rifugiati. È un progetto sicuramente di emergenza legato al sostegno della popolazione che scappa ed è sviluppato in 3 ambiti. Il primo è quello di sostenere le nostre comunità in Ucraina. Un secondo livello è un'accoglienza legata alle nostre comunità che si trovano in Polonia, in Romania, in Ungheria e in Slovacchia, ma soprattutto la Polonia, dove ci sono circa quasi 30 conventi che sono impegnati ormai da 100 giorni e più nell'accoglienza. E poi un terzo livello riguarda i migranti un po' di tutte le guerre. In modo particolare ci è sembrato importante sostenere chi da anni aiuta coloro che si trovano nella rotta balcanica. 5 le comunità in Ucraina, una a Leopoli dove i frati accolgono i rifugiati che cercano di passare il confine. Un progetto legato alla storia di Antonio che in Italia arrivò naufrago sulle coste della Sicilia. È veramente un uomo che, seppur abbia vissuto 8 secoli fa, è stato un comunicatore della parola di Dio, un evangelizzatore che ha cercato di aiutare la gente ad avvicinare il Signore Gesù. E questo è un grandissimo messaggio per noi di fiducia per coloro che arrivano oggi che sicuramente non conosciamo, ma che potrebbero essere un dono. Tutte le indicazioni per sostenere il progetto 13 giugno sul Messaggero di Sant'Antonio, su caritasantoniana.org e su 13giugno.org. Una festa del santo, quella di quest'anno, che vedrà ritornare la processione lungo le vie della città, un momento che dopo l'eccezionale volo delle reliquie in elicottero nel 2020 e il pellegrinaggio via acqua dell'avambraccio di Antonio nel 2021, il network Media Nord-Est porterà in tutte le vostre case. E questo vi ricordo a partire dalle 5:30 del mattino. È tutto per questa edizione regionale, ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. L'anticiclone torna ad avanzare sul nostro territorio, ci attende una giornata decisamente più stabile. Vediamo il dettaglio di venerdì 10 giugno. Sul Veneto sarà più asciutto con tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento ci sarà, ma del tutto innocuo. Temperature in nuovo aumento, minime tra 14 e 17 gradi, massime invece comprese tra i 25 e i 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento. Locali annuvolamenti, specie in corrispondenza dei rilievi, ma senza conseguenze. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 27-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole. Il cielo sarà sereno o velato ovunque. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime infine sui 27. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3.
Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.